Nel bel mezzo della sfilata di carnevale, un gruppetto di ragazzini aveva pensato bene di far scoppiare una rissa per futili motivi, un momento di grande paura per le famiglie che avevano portato in piazza i figli per poter seguire i festeggiamenti. Dopo un mese e mezzo, i carabinieri, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno identificato e denunciato i responsabili della violenta colluttazione. Si tratta di 8 ragazzi, 4 minorenni, 2 sono fratelli di un campo nomadi della zona, uno già conosciuto alle forze dell'ordine. Tutti quei ragazzi che poi vengono pescati a fare idiozie di qualsiasi tipo, che siano risse o anche altre situazioni pericolose, secondo me dovrebbero essere obbligati a trascorrere del tempo con dei ragazzi diversamente abili. Secondo me in questo modo riuscirebbero ad essere utili ai propri coetanei e a capire anche la profondità della vita, ecco. E di pene più severe parla Alberto Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Le nostre città, tuona, non possono diventare ostaggio di giovani sbandati in cerca di emozioni. Spero in una pena esemplare e per esemplare anche i lavori a favore della comunità, taglio dell'erba, pulizia delle strade o assistenza fuori dalle scuole. Un fenomeno, quello delle baby gang, che continua a dilagare. La mancanza di rispetto è poi diventata una regola. Sempre a Montebelluna si è verificato un episodio increscioso nel fine settimana. Alcuni giovani hanno deriso davanti ad un bar una ragazza portatrice di handicap, imitando la sua camminata e prendendola in giro. Episodio che non è passato inosservato e rilanciato anche via social. Credo sia incommentabile, ecco, perché assolutamente inumana e vergognosa. Non so nemmeno cosa dire da un punto di vista proprio umano emotivo, perché devo cucirmi la bocca come spesso mi capita, perché le persone così non sono nemmeno persone.